anche telefonata a qua. Tu mi sapessi successo con mia figlia, a sua avessi il cato fuori, mi preoccupavo c'è un topo. Certo, decide sempre tutto lui. Ma comba, sentando la sciuzza tua, poi ti dare di stupana, scoita mia, non ti sciogli. Poi ti non avere, appena ti chiamo io capo di mucca ci stai con Sorgella, ti chiamano due, ti dice. Va bene, la Sasha, salissimo. Salisci dopo, va. Lei è cattivo, eppure tu, spindato col tutto. Canale! Io ma ficcata delle scene così deplorevoli che quasi quasi mi vergogno per voi. Che posso fare? Pensava alla tua famiglia, che alla mia ci penso io. Basta! Basta. No, è giunto ad aver impegnato. Aspetta qua qui. Archia, ascensore rosso. Dai! Basta te, ci parlo solo io. Spicciole. No. Oh, secca. No, non ti sento. Ti sento adesso. Già, no. Ah, no, no. Dai! Bravo! Ma tanto le adoro! Siete la cavicchia, state saltando dove non fanno! Ma come se fa? Poi devi dire spiegate invece non devi mica figlio! Ma che invece Papà, io sogno contente che tu sei qua, però vedi che cosa fare con suo bebè. Dale, papà, io ti dicessi. Guarda, piccio, non hai vinto, usate sopra una lista a fare. Oh, Beata, pure io faccio che fare, che c'è? Io ma mancate di scienza, ma manca roba. Ma che dice se viene a San Pedro dice, ma che schifi figliaio? Se vuoi siete in pace, andiamo a dire Sampa. Ma se vuoi siete sciallata, andiamo a vedere da capo di Tattamonte. O volete capire? E andiamo a dire, vediamo la decisione. Chi dava essere? E ora la verità cacciata, va bene? Uderdiamo! Mamma qua! E invece vanno a cucire! No! Sei cantato! Perché? Ora io mi sento! Io ritornerò su! Quando voi sarete in pace, va bene? Ve ne va! Date bravo! Bravo Mesogeno! Bravo! Che sogno contento! Che santo cristiano! Che sta dedica non verriero! E ma che te ci E va bene, io ho accettato che sia su. Ma me lo potete scuitare, che dopo parla piano fa pace con santo Dio m'aiuti. Non può scrivere no contiamo. Ma bene, non vuole già a mia mi dispiace solo che stiamo sopra il sud. Dale, venga! Prima o poi io sto a casa ma vedo mio figlio. A così non mi lasciare l'altra punta della città. E non mi taglio più la sua faccia, va bene? Io ho sempre detto che questo palazzo c'è poca cultura, è meglio che ce l'abbiamo. Che sogno contento!
Allegria! Ma che potete un non ce la cascia avete? A questo modo da rinza, a questo modo che indossa, io stavo facendo un po'. Avevamo un pensiero ma ne hanno avuto, voglio dire. Te ma ne abbiamo scuitato come ne hanno. Senti a capo, tu hai sto libro, te l'ha scuitato, capisci? E vai, non se ne ha parlare più. Oh, Niente, ciao! non ha fatto pace. Subito. Vito, come chiamassi tu al mio razzo? Si chiama Macumba. E io l'avrò comunque senza voce consenso. E sappelo, Pavillo, sogno pronto a fare qualunque, capiste? O capisci? E me ne vai a coppinista, lo saluto. Devo dire che com'è la mia casa. Che se parla di genitore. Guarda se ti tinge tutte le Guarda. cose. O vero se chi ti fa qualche festatina. La colpa è di tutti noi. Siete consumati, padre e figlio, più o meno cucchionieri. Ida, è tutta, non tutta come, non sta rossa, capisci? Ida non sa mica fare queste cose, stai tranquillo. Papà. Mio zio, O zio vi, la manzò del rio. la canzone del via, e che fa? Ci sta cantando la capuaccia. Soffre, soffre. Offre, Maronia, voleva il picciolo, leva l'immenso, non c'è niente. Diccelo, papà. Ah, cosa che abbiamo non tornare qui. Ah, Non è poi te che mi appaiati. Vattene più, l'abbiamo capito, va. Oh, ci vai tu, ci vai io. Ce vado io, però. Prego, si accomodi. Buongiorno, scusate se disturbo. No, buongiorno, buongiorno. Ah, che cosa possiamo esserle utili? A pagare qualche incidente. Ancora no. E che cosa? Mi presento, mi chiamo Angelo Lodato e sono il direttore del CTI. Un CTO che non ospedale c'è, ma che me ne ha fatto? Ma che dite, ha capito benissimo, CTI, compro terreni inutili. Ma che significa che viene Io la compro terreno del Cruccio Cosfera Barberichi di Russo. Scusa, io ti chiedo in italiano tutto questo. In realtà, dico, non è che cercavo a voi. Cercate i signori del terzo piano. Parla piano. Parla piano. Ah, ho capito, adesso però ci siamo cognato, il cognome è Parla Piano. Ah, il cognome è Parlapiano. Ma che tipo di cognome? E perché cercarmi cognome? Sa, ho saputo che la moglie ha un terreno a Bellolampo. L'hanno detto le persone del vicinato. Sa, la mia società vorrebbe comprarlo e mi vuole fare un'offerta. E allora? Ma lei lo sa che faccio di bene mezza undici? Dici? Signora, certo che lo sappiamo, però voi non sapete che fra 6 mesi questa discarica chiude. Buono, vediamo questa che c'è. Ah, intanto è questa, a posto. E la mia società intende bonificare tutta la zona, offrire un grande, ma che dico grande, un immenso complesso turistico. Capito? Vi ringrazio. Salvo sopra, grazie all'informazione, salvo sopra a fare un'offerta alla signora. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Prego. Aspetta, sto bello, dove stai qua? Mi dica signora che c'è. Ah, non sembra che lei si avrebbe a fare a mio cugnato. A quanto ammontasse? Signora, sono cose personali, come faccio a dirlo, sai? La privacy. Ma quale prima si è prima? Io con mio cognato sono come i fete. Però, se voi mi dite queste cose devo prenderla per buono. Sa, la mia società pensa di offrire intorno a 400.000, 500.000 euro. Ma una cifra del genere. 400.000 euro?